È prevista la realizzazione insieme agli interventi ambientali dell'ingresso est, diciamo, in modo che anche finito questo intervento sia subito usufruibile gran parte dell'oasi, anche se poi si cominceranno gli interventi di contorno per realizzare l'anello ciclopedonale, quelli che sono in fase di progetto. E quindi verrà realizzato proprio l'ingresso est, che è quello su via San Marco, diciamo di fronte all'angolo del parcheggio, che prevede una piazzetta piantumata con un parcheggio delle biciclette e dei pannelli espositivi e informativi sull'oasi, e da qui sarà possibile accedere e uscire all'area controllata dell'oasi appena finito questo intervento. Questi sono i disegni ispettivi dell'ingresso. Questo è nella parte del parcheggio, nell'angolo nord-ovest del parcheggio, c'è quel problema, lo saprete tutti, che la gente passa a piedi sopra la duna, c'è proprio bisogno di passare a quel punto, e quindi verrà realizzato un apposito passaggio pedonale in modo che dal parcheggio non serva più scavalcare la duna a piedi, insieme alla riqualificazione ambientale che abbiamo visto prima. Ecco, basta. Per il momento questo è l'intervento che si sta realizzando. Sì, posso mettere la parola al sindaco. Sì, grazie. Allora, loro ovviamente hanno spiegato la parte degli interventi previsti nell'area verde, però per anche dare una buona notizia ovviamente alla città, devo dire che la diga, quella che è stata vandalizzata pochi giorni fa al Faro, che adesso è già stata ripristinata dal personale del Faro, della Marina Militare, insomma, e che ringrazio anche, la diga, tornando indietro verso casa, diciamo, ci sarà la possibilità di passare proprio e di passare lungo il perimetro della zona verde, uscendo dalla parte della Darsena San Felice per capire. Quindi ci sarà tutta un'apertura e un passaggio proprio circolare. È una zona che adesso è ovviamente interdetta perché è un cantiere del Mose, ma poi sarà usufruibile anche quella parte. Non si entrerà ovviamente dalla parte di cancelli del sistema Mose, però si percorrerà comunque questa parte della diga che adesso ovviamente è preclusa ed è bloccata dalla parte del forte di San Felice. Quindi verrà aperto a tutti e sarà ovviamente usufruibile non solo l'area verde ma anche la parte della diga ovest, diciamo, che adesso chiaramente non è percorribile. Quindi questa è un'altra buona notizia che mi sono sincerato, insomma, perché poi quando verrà riconsegnata alla città questa zona è chiaro che sarà un altro punto di pregio della nostra città, insomma. Grazie. Passo la parola al provveditore. Sì, allora, diciamo che questo intervento, come abbiamo potuto ascoltare, è un intervento molto, diciamo, significativo di riqualificazione di questo territorio, diciamo, non di poco conto, la superficie di fuori centri sostanzialmente, a ridosso della strada sud del Mose. Posso, diciamo, anche il fatto che siamo qui oggi a illustrare questo progetto e le eventuali anche, come dire, future applicazioni, utilizzi di questo sito dimostra come l'amministrazione comunale, in particolare col sindaco, un'attenzione molto diciamo, concreta su queste tematiche. Quindi ringrazio veramente il sindaco per questa iniziativa che veramente porta diciamo, un racconto di questo intervento che è fondamentale perché possa essere diciamo, un progetto poi illustrato, documentato non solo sotto il profilo tecnico operativo tra gli addetti ai lavori a livello di conferenze di servizi, approvazioni di organismi tecnici, commissione di salvaguardia, CTA, eccetera, ma anche un confronto con la cittadinanza
e con le commissioni e con diciamo, gli operatori ambientali che sono sul territorio, che si occupano di tematiche ambientali. Quindi grazie al sindaco e anche perché anche lo stesso sindaco poi credo farà presente anche la volontà di poter avviare un percorso di gestione di questo comprensorio molto importante e necessario che bisogna affrontare abbastanza urgentemente, perché non appena abbiamo ultimato i lavori dobbiamo, anche se non tutti i lavori, perché abbiamo potuto capire che la parte esterna, l'istituzione esterna si può anche fare dopo, anche successivamente alla fruizione stessa, quindi da subito abbiamo un percorso per la gestione di questo sito. Grazie. Passo la parola al sindaco che, come ha detto il produttore, si parla di gestione. Esatto, c'è la parte anche della gestione, no? Perché giustamente tu fai una cosa e come la renda tu sei. Poi la stiamo sistemando, ma poi chi la gestisce? Fondazione Turismo, che può eventualmente pensare anche di darla in gestione, non dico intanto in gestione, ma appunto di farla utilizzare da ovviamente agenzie che si occupano di teatro, di spettacoli. È nostra intenzione, abbiamo già iniziato ovviamente le interlocuzioni presso la sede di Veneto Agricoltura, ecco, quindi sarebbe nostra intenzione, poi valutazioni che faremo anche in sede di maggioranza, insomma comunque coinvolgeremo anche poi la commissione consigliare preposta, perché quell'area è quasi 12 ettari, quindi capite bene che specialmente nei primi anni, che ho imparato anch'io oggi, insomma, perché giorno dopo giorno si parlano anche cose nuove, c'è bisogno anche di avere una manutenzione precisa, costante, almeno per i primi 5 anni, che sia ovviamente, che dia la possibilità a tutti quegli alberi che sono stati piantati, che sono 4.000, 2.600, poi ho bisogno di questi numeri perché la detta stampa dovrà fare anche un comunicato e dare delle informazioni precise alla stampa. Hanno bisogno chiaramente, come un bambino piccolo, di essere nutrito, no? Quindi bisogna chiaramente gestire l'area verde in maniera seria, puntuale, precisa, in modo da fare ovviamente partire bene tutte le specie che sono state chiaramente piantate. Quindi è nostra volontà trovare anche un ente che possa gestirla quell'area. Veneto Agricoltura sappiamo che è ovviamente anche a Bosco Nordio. Qui in mezzo c'è anche un esperto che lavora in quell'oasi, perché ho avuto modo di conoscerlo, di apprezzarlo anche quando siamo andati in visita a Bosco Nordio con gli scout, quindi lì c'è stata una spiegazione fantastica, e sapere che un'oasi così importante, così bella, stupenda, in un'area fantastica, sia gestita, mantenuta, salvaguardata, difesa e anche protetta da gente che sa fare il proprio mestiere. Ovviamente loro fanno la parte iniziale, ma poi c'è bisogno chiaramente di una struttura dietro. Non è che il comune non sia in grado di, però è ovvio che se ci appoggiamo a Veneto Agricoltura che fa anche questo, o diciamo di mestiere, per noi è cioè sinonimo di continuità, ecco, di essere certi che quell'area venga non solo ovviamente mantenuta bene, ma che venga anche valorizzata. Ho chiesto la possibilità poi anche di mettere delle casette delle api, perché sapete che abbiamo aderito, Chioggia è città amica delle api, perché stiamo cercando di vogliamo creare qualcosa che veramente nel nostro territorio non c'è ancora. Quindi questa è la direttiva. Ecco, credo che non abbia bisogno di presentazioni in Veneto Agricoltura, se sono resi disponibili, però giustamente il provveditorato ha detto non aspettate a dicembre a fare queste cose qua, ma da qui a qualche mese incontri ovviamente interlocutori tra Comune, Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, provveditorato, demani, tutto quello che sarà, e poi raggiungere un accordo chiaramente di consegna prima al Comune di Chioggia e poi di collaborazione con Veneto Agricoltura. Ecco, questa l'anticipo già insomma. Grazie. Se non ci sono altri interventi da parte dei tecnici Salve a tutti.
sono la direttora Raffaele Adriano, direttore dei lavori, e 3 cose. Allora, in generale sono direttore dei lavori sostanzialmente di tutto il piano Europa, quindi da morfologia a tutti gli habitat, anche a San Nicolò, del Porto, che stiamo lavorando adesso. Un consiglio che do se volete farvi un giro di bicicletta fino al Lido, così vedete come sarà un lavoro finito, perché lì abbiamo sostanzialmente completato il lavoro. E quindi qui di fronte non sono dei tecnici così presi per caso, ma con più di 20 anni di esperienza. E questo intervento è particolare anche perché le indicazioni progettuali sono molto precise, ma lo stiamo anche costruendo in corso d'opera. Modificando i percorsi in modo da salvaguardare alcuni habitat. Abbiamo recuperato anche un selciato di pietralistica che fino a che non si vedeva e stiamo recuperando, che sarà un percorso da utilizzare. Sì, sembra che forse abbiamo distrutto qualcosa, ma in realtà stiamo ricostruendo e stiamo salvando. E ho una domanda una piccola anticipo già una domanda che mi è stata fatta oggi. Il Virali sarà presentato adesso in CTA e tempi tecnici permettendo, spero che per fine maggio, giugno cominciamo finalmente a finire quell'opera, che ormai sono 6 o 7 anni che sto lì sul ponte, e quindi spero di vedere la fine di quell'opera, comunque spero entro quest'anno. E dopo ho una domanda per il dottor Rigoni, che non è detto durante il discorso di prima. Ormai abbiamo piantato più di 4.000 alberelli che sembrano così esili, così piccoli, no? In realtà sono quasi 2 metri, però mi spieghi un po' perché. Volentieri, perché è così che si fanno i boscamenti nei rifornimenti, si mettono giù delle piante piccole, a volte il piantino forestale si fa 30-50 cm. Queste sono piante di medio sviluppo, diciamo così, comunque non sono così alte come si potrebbe pensare, perché se mettiamo giù delle piante già formate, quelle che si mettono su un albergo urbano, sui viali o nei parchi, nei giardini, il rischio di attecchimento è molto più elevato, cioè il rischio che muoiono dopo la messa a dimora è molto più elevato. Quindi si cerca di utilizzare piante più piccole, con dei set di impianti, cioè la distanza da una pianta all'altra, contenuti in modo tale che una volta che accrescono e allargano il chioma, il suolo si copra più velocemente. Questo per impedire la crescita poi delle varie infestanti, soprattutto del rogo, che già sta partendo ovviamente, anche se l'abbiamo cominciato 2 mesi fa, adesso con i primi caldi inizia a ripartire. Questo è il motivo per cui c'è una densità piuttosto elevata in impianto che ovviamente presuppone un minimo di mortalità che fisiologico che ci sia dopo l'impianto, in genere intorno al 10% delle piante messe a dimora muore, dipende molto anche dalla qualità del materiale raistico che si usa, ovviamente. Quindi adesso per ora abbiamo visto poche piante morte per quelle messe a dimora, forse una decina, ne abbiamo già visto più di 4.000, quindi poi vedremo dopo l'estate che cosa succederà, ovviamente, che è il periodo più piccolo per quello. E quindi questo è un po' il motivo. Parlando di gestione, oltre i primi 5 anni in cui c'è bisogno di fare delle cure culturali alle piante messe a dimora, quindi andare a decespugliare, diserbare i roghi attorno alle piante. Tra l'altro una delle migliorie che stiamo portando, ne abbiamo parlato prima con l'ingegnere Paganelli che è qui in sala, in Provia, è che le piante messe a dimora verranno anche fornite di
vasti come questi, adesso sono le tipologie più avanzate di materiali più biodegradabili che vengono messi attorno alla pianta e servono per aumentare l'accrescimento, proteggere la pianta da eventuali morsi di roditori, lepri, eccetera, e anche dei dischi fazionanti, sempre materiali più biodegradabili, che servono per mantenere un'umidità maggiore vicino alle radici. Queste sono delle migliorie che adesso abbiamo così non lo sapevo prima, ma adesso lo sai, che stiamo ragionando, su cui stiamo ragionando per aumentare ancora la capacità di arricchimento. Dicevo, oltre ai primi 5 anni, che abbiamo parlato giustamente il sindaco che ha imparato oggi, ci sarà bisogno, parlando di gestione, anche di un piano di gestione per gli anni successivi, perché ovviamente quando il posto tende a chiudersi, ed è il suo scopo, ci sarà bisogno di un diradamento, magari fra 15 anni, fra 20 anni, insomma, e poi via via col passare degli anni. Il motivo è perché nei rimborsamenti e rifornimenti si tende appunto a avere una densità molto maggiore nei primi anni per coprire velocemente le scuole e poi diradare successivamente. Stiamo parlando sempre di un posto che è comunque un impianto artificiale, quindi è fatto da noi, non è spontaneo, dove c'è invece una dinamica di aperture, di crollo di piante adulte, di aperture, eccetera. E quindi va gestito come il 90% dei boschi in Italia, fondamentalmente. Ecco, spero di aver risposto in maniera esaustiva alla tua domanda. E quando mi ha risposto così? Quando mi ha risposto così, io preso solo i numeri, ho approfondito la cosa e analizzato con varie ditte che fanno questo lavoro. Per esempio, faccio un esempio del corso di Mestre, lì ho visto che i numeri parlano chiaro, c'era solo il 2% di morte di piante se piantate con questo sistema che stiamo facendo adesso. Se invece vogliamo portare già altri 4-5 metri per far vedere subito che c'è la foresta, lì la morte è del 50%, quindi un costo inutile e stupido e pertanto si procederà così. Grazie. In giro adesso passo la parola ai consiglieri che vogliono intervenire e si è prenotato il consigliere del centro. Prego. Sì, buonasera a tutti, grazie al provveditore e a tutto il gruppo tecnico presente. Ci fa piacere di questa visita perché stiamo parlando oggi di una delle aree più sensibili che è un po' nel cuore anche di Giotti e dei marinanti. Quindi se avete visto e se sentirete anche qualche spunto polemico, il tutto nasce dall'amore che si ha verso questo territorio e soprattutto la necessità di essere soprattutto informati. Perché oggi noi arriviamo a questa commissione che mi ha fatto piacere perché ho appreso tante cose interessanti sia nella visita che abbiamo fatto e in più anche rispetto alle relazioni che sono state fatte questo pomeriggio. Certamente ritengo che, stante la sensibilità della città attorno a quest'area, magari questo incontro, che io l'ho fatto un po' prima, forse era meglio, dal momento in cui, giustamente come il Presidente della Commissione indicava, su queste tematiche si sta parlando di più di qualche anno, c'è un percorso abbastanza lungo, di impegno anche di più amministrazioni addirittura, e quindi aprire un confronto con la città, si dipannano dubbi, incertezze e si valorizza anche quello che di buono c'è in questa proposta e soprattutto c'è la possibilità anche del confronto, nella trasparenza, anche di dare dei consigli, perché a volte è vero che i tecnici bisogna apprezzare la professionalità, la conoscenza, la storia dei tecnici, siamo fatti per avere la massima stima, però chi
chi opera sul territorio, chi conosce anche un po' l'evoluzione ambientale di questo territorio, sicuramente può dare un contributo più utile. Voglio ricordare che siamo a questo incontro perché abbiamo fatto una richiesta di convocazione di commissione e perché c'è stata anche recentemente un'interrogazione che ha fatto il sottoscritto proprio per chiedere questo tipo di commissione sicuramente molto utile. Fatta questa premessa, che non vorrei avere nessun accento polemico, ma solo di reciproca conoscenza del rispetto del ruolo che giochiamo, il Consiglio Comunale aveva titolo, e quindi la città, di essere messo a conoscenza di questo progetto sicuramente interessante, dell'evoluzione che ci sarà nell'insieme anche del progetto che riguarda il Forte San Felice. Mi pongo un tema oggi, invito anche il Sindaco e tutti a capire come lavoreremo in futuro. C'è la necessità di lavorare sul mantenimento, perché la preoccupazione che oggi, visitando, io non ero mai entrato in quel, sono sincero, a parte il Forte San Felice, a parte quando ero bambino in maniera illecita, andavo sul forte a prendere il pilita, dopo pulire le statue, sensei, i marinai che prendevano, però a parte quello, su quell'area io non sono mai entrato e mi sono trovato di fronte a un patrimonio enorme che va valorizzato dal punto di vista ambientale, che va curato e che va mantenuto. Quindi io credo che il tema di fondo che dobbiamo affrontare è che cosa mettiamo in piedi da subito per evitare che dopo diventi uno dei tanti luoghi in cui un po' alla volta si ritorna alla decadenza, alla mala gestione, ritornando all'infestante, tutto quello che in qualche misura avete trovato. Magari, ecco, insisto nel dire, magari un passaggio prima di presentazione del progetto avrebbe dipanato polemiche, incertezze, dubbi, perché c'è questa sensibilità che va apprezzata, non va demonizzata, va coinvolta e diventa strumento anche di lavoro futuro rispetto a quello che bisogna fare. Per esempio oggi, parlando anche con i colleghi presenti, abbiamo valutato e abbiamo suggerito che sulla parte est dell'area, siccome c'è un tratto di collegamento, da Mosella fino alla diga, sul pedonale molto stretta, pensare di allargare in maniera intelligente la parte pedonale, perché spesso chi transita, se ci sono due persone che camminano nella parte pedonale, corre il rischio di essere costretti a passare sulla parte ciclabile e che qualcuno ti investa. Allora, suggerimenti sicuramente utili che anticipano anche, se non si parlava di questo, magari si andava avanti a costruire il recinto, a rimettere in piedi il vecchio recinto, tra l'altro obsoleto, che sa da trincea militare, invece dovremmo trovare una forma sicuramente più elegante, più attenta anche dal punto di vista ambientale, e quindi vedere di fare ragionamenti di disponibilità e confronto sicuramente interessanti. Non so se questa è l'ultima riunione e poi si va avanti, però credo, Sindaco, che i presidenti di commissione, fra un po' di mesi, fare il punto, verificare come sta andando avanti tutta la parte della piantumazione, chiarire anche perché qualcuno, ma io non lo posso dire qua in questo momento perché non l'ho visto, che siano stati tagliati alberi invece autoctoni piuttosto che alloctoni, come abbiamo capito che alcuni alberi non avevano senso di infestanti, tali da indebolire la biodiversità di tutta l'area. Ecco, magari aspetto, se si creano altre occasioni di questa natura, l'occasione anche, professore, che venite a visitare la nostra città, che ha tante questioni da continuare a sottoporvi, e essere amica del lavoro che voi mettete in campo. Ci passa un momento la parola del Sindaco. Sì, grazie. No, approfitto perché il consigliere Piozzo ha parlato del marciapiede. Penso che sia qualche mese che abbiamo già segnalato tramite la
consigliere anche Marcellina Segatin che c'è la necessità comunque di allargarlo, questo insomma è già da qualche mese che sanno, non è previsto comunque dal progetto e informo che pare che se domani slarghemo se merito di un gioco, è da qualche mese ma non siamo qua per ma io lo dico le cose com'è, ma c'è giusto come dice l'assessore, specificare. Quindi ripeto, però per carità adesso no, nel monitoraggio quotidiano nei social, no, per carità oggi su una pagina, oggi 35 minuti fa, qualcuno sta mettendo in rete un'immagine girata dal drone. Questo è ciò che hanno fatto, abbattuti quasi tutti gli alberi storici, cancellate per sempre alcune zone dove cresceva una flora unica, piante rare che ormai non ci sono più. Ecco, questo è il messaggio che passa 37 minuti fa, è stato postato su una delle tante pagine dove ovviamente vengono utilizzate non per valorizzare una città ma per denigrarla. Ecco. Questo è proprio il senso, no? È stato pubblicizzato oggi che c'era sul blog, riservato perché è un cantiere, ma si sapeva che c'era un incontro pubblico dopo alle 16, quindi si doveva venire qui, ascoltare, imparare, come è fatto sottoscritto oggi, e poi eventualmente parlare, insomma. Quindi siamo stati dentro tutti, credo che nessuno abbia nascosto nulla, anzi i rovi si vedono già, perché stanno già venendo fuori dal terreno, insomma. Scusate, ma ho specificato questa cosa per marciapiede. Posso la parola al consigliere Sondi. Grazie Presidente. E ringrazio naturalmente tutti i presenti. Io mi sento particolarmente grata oggi perché ho seguito da parecchi anni questa vicenda, prima dal passaggio in salvaguardia e poi anche durante la precedente amministrazione come consigliere di minoranza ho avuto modo insomma di cercare di seguire e supportare anche questo progetto che è molto ambizioso, che ha richiesto dei tempi notevoli ovviamente di iter autorizzativo, ma che finalmente abbiamo la fortuna di vedere in fase di realizzazione. E dico fortuna perché tutta la città naturalmente da anni aspetta la possibilità che questo sito venga restituito, ma proprio per poterne godere nel senso più ampio del termine, quindi poterne usufruire. E tutto il lavoro che si sta facendo, e sono felice che oggi i progettisti molto competenti, fra l'altro in materia, abbiano dato delle delucidazioni sull'iter, sul progresso che stanno svolgendo del progetto, perché è chiaramente gestito nella maniera corretta, cioè si è dovuta fare pulizia, si sta ricostituendo un sito con tutte le attenzioni del caso, cercando veramente di attuare un progetto che lo renda percorribile dal punto di vista pedonale, abbiamo sentito, ma anche ciclabile, quindi che venga veramente realizzata un'oasi su tutti gli aspetti. Mi dispiace che oggi non ci sia l'assessore Mancina, tra l'altro, che si è molto dedicato a questo progetto e con il quale abbiamo sia avuto problemi di salute, lo sappiamo comunque, con il quale abbiamo condiviso, fra l'altro, durante il sopralluogo della scorsa settimana in cantiere, proprio l'opportunità di intervenire lungo il marciapiede che delimita ad est tutto l'ambito per poter allargare tutto il marciapiede e rendere ancora più fruibile la passeggiata verso la diga. C'è stata data la massima disponibilità da parte dei tecnici che stanno lavorando, per cui speriamo che possa essere messo in atto questo tipo di accorgimento. Quindi che dire, è veramente un'opera notevole, un investimento molto importante, e anche il passaggio, come diceva giustamente il sindaco, che si renderà di nuovo collegata la parte della diga con il Forte San Felice, è importante, l'abbiamo vissuto prima dell'intervento del Mose e adesso verrà distribuito. Per cui
io personalmente sono molto orgogliosa, tra l'altro, di vedere l'attuazione di questo progetto, che è veramente la restituzione di un'area importante per tutta la città. Grazie. Ci sono altri consigliere Salvagno, può prendere la parola. Grazie e buonasera a tutti, agli ospiti, a chi partecipa, a chi vuole ascoltare le novità di questa commissione. Io intervengo da cittadino, neanche da consigliere, perché devo ammettere che tante di queste cose non le so, non le conosco, non sono un esperto e mi affido molto a quello che mi viene detto. Però non volevo neanche intervenire perché insomma mi sembrava sufficiente quello che ho visto in sopralluogo e quello che ho sentito fino adesso. Sono intervenuto proprio perché il sindaco, nell'ultimo suo intervento, ha detto che 37 minuti fa qualche cittadino ha pubblicato sulla pagina Facebook quello che ha detto, insomma, lo scempio citato. Io capisco, ma sa perché capisco, sindaco, che il cittadino fa un intervento sbagliato sotto certi profili? Perché non è a conoscenza di cosa state facendo. Cioè, mi domando io, e parlo da cittadino, se io non fossi consigliere comunale, anch'io probabilmente passando in quella zona mi scandalizzerei. Abbiamo fatto uno di quei casini, sono stati fatti uno di quei casini per 2 anni, 3 anni che sono stati tagliati per modificare la viabilità e quindi sono stati ripiantati altri 500, figuriamoci se discostiamo un oasi naturale, figuriamoci. Allora io dico, ma altro che se va bene, se ci sono esperti che mi spiegano che ci sono piante aggressive, sono piante che vengono, mi è stato spiegato in una parola semplice che io non sono neanche capace di pronunciarle, piante invasive che vengono da fuori e nascono qua perché se volano, perché dico scusa, ma se queste piante sono qua qualcuno le avrà piantate? No, nascono da sole e inquinano e danneggiano le piante autoctone, quelle un po' più deboli, quelle più belle, quelle che a noi servono per far sì che il verde sia nostrato, come si dice. Allora, devo dire che come mi è stato spiegato, come dire no, anzi, sono d'accordo anch'io che vanno estirpate le piante e le erbacce cattive e vanno messe le piante e via l'erbaccio. Solo cose giuste e cose buone per il nostro verde. Allora, io dico, siccome tutti abbiamo detto che siamo partiti dal 1985, dopo dal 95, dopo dal 2000, adesso dal 2021 e tutti, parlo di tutte le amministrazioni comunali, ma questo in particolar modo perché è quella che insomma, ha visto la luce a proposito di chi fa cosa, merito mio, merito tuo, merito del can, cioè basterebbe averlo detto prima, guardate che vogliamo fare questo intervento ha questo scopo, quello di ripulire le piante aggressive, quelle che mangiano, e faremo così. Io questo progetto l'ho visto, ma lo vedo come adesso. Ho visto delle schede, ma non ho capito cosa. Di solito quando tu fai la casa, ti dice guarda che è così e diventerà così. Almeno capiamo di che cosa si tratta. Perché tutti l'elenco delle piante che sono state dette e che saranno impiantate, sì, per carità, mi fido dell'architetto, però insomma io lo riconosco, mi fido, per me vanno bene. Ecco, l'informazione alla città è quello che manca. L'informazione alla città deve essere fatta tempestivamente. Non vuol dire quando, come si dice a Chioggia, non si vede a piatti lavati, non si vede quando tutti sono andati via e hanno già mangiato, si deve anche dire guarda che c'è pranzo, chi vuole venire, venite a vedere e questo sarà. Quindi ecco il merito c'è, ma ci mancherebbe, i finanziamenti ci sono, alla città viene riconsegnata un'area di 12.000 ettari, signore, 12.000 ettari sono, ma 12 ettari, volevo dire che
12 ettari sono 12.000 metri quadri, 120.000 metri quadri, o più quadri più mi calcolo, va bene, comunque ci siamo capiti. E dite come? Sì, grazie del bravo, passa. Gli ettari sono 12, un ettaro 10.000, diciamo, e abbiamo 122.000. Quindi 122.000 ettari dati alla città, metri quadrati, dati alla città, penso sia cosa vuole dire. Allora, io intanto intervengo e dico la mia opinione, mi piacerebbe che anche qualcun altro intervenisse, esatto, e potesse intervenire. Quindi chiudo dicendo, al di là dei metri quadrati e degli ettari, chiudo dicendo, informate la città, questo progetto, come ci è stato spiegato, sembra essere un buon progetto, ridiamo un polmone verde alla città, però ecco, che questa sia l'ultima volta che veniamo a capire, a scoprire e a vedere un progetto che da anni ce l'avete sul tavolo dei vostri cittadini come consigliere l'abbiamo